metteva con i tocchi, lui C'è con i tocchi. è freddo. No, io sempre c'ho una carretta di legna, vieni qui. E se sentiamo un po' che ti conti un po' da tua storia contraria. Sì. Sentite lì, tu mica vendi qui che c'è caldo. No, stai. Se vuoi venire qui a Cravasco a trovare Carletto, canteri conosciutissimo tutto il mondo tra le rosenese, e qualche cosa pittinin, a sua storia contraria, un po' a sua vita come è stata con il canto senese. Carlo, conti un po'. Come ti hai cominciato a cantare, Carlo? L'approccio è stato perché mi sono ufficio praticamente dell'ambiente. Mio zio, mio pugno, fratello e mia mamma costruivano la chitarra, l'altro cantava ante l'iso verde, in tu campo mo, e allora facevamo anche portano sempre. Sono arrivato un momento che lo detestò perché mi scordava fuori da lì che gli altri bevevano e poi veniva notte, poi un po' conoscevo vari maestri, tipo il Settimio, il Traverso, e mai un po' stradò, e poi Ciancianin. Te canto in tante squadre di Tralero, te canto, quanti che in squadre che te canto? Ma ufficialmente, diciamo, squadre fette, per l'esempio è stato la prima squadra, abbiamo tutti esordienti, una bella esperienza, 5-6 anni, mi sono divertito con il maestro Menegatti, Battista, e Elio Maggiolo con la subentrò Battista. Poi, nel secondo tempo, sono introdotto il gruppo spontaneo Tralero, dove ha il maestro Leo Ferretti Renato, e a Laura, grande canterina, un bello gruppo che secondo me abbiamo avuto anche del successo. Poi si avvicendò a Ferretti il maestro Luciano Brolis, che secondo me è stato uno dei grandi maestri del canto popolare e personalmente mi ha detto tantissimo. E lì siamo andati avanti poi con, dopo Brolis, dopo Ferretti è venuto Brolis, poi dopo Brolis Pino Laruccia, un maio da Laura, anche collaborò con Armando Celso, abbiamo messo su tutti i tocchi anche delle canzonette che avevo composto me. Ci siamo divertiti tanto per 20 anni, devo dire a te. Mi ho sentito Tralero bello che ti hai composto tutti, la serenata da Pecugna, sì. Che abbiamo registrato sul canale, che abbiamo visto 2 volte. Comunque torniamo... Quello è Tralero un po' osè. È una cosa simpatica. Continuiamo ad andare avanti con queste domande che, niente, che ti presto per un nostro canale. Cosa hai per te Tralero? Per me Tralero principalmente uno l'è vissuto all'ambiente dove doveva vivere. Tralero è bello in una cantina dove ti puoi esprimere, diciamo come dice Luciano, a brasse, dove ti segui al tuo istinto, no? Se invece ti metti in un palco dove magari che 1000 persone senti, devo stentare a decolare. Di questa esperienza ti l'hai vissuta perché con la squadra ti hai fatto il centro storico con la squadra, ti sei stato parecchie volte all'estero, ti hai cantato in giù per l'Europa. Per 5 anni l'ho girato tutta l'Europa, ma anche con il gruppo spontaneo, devo dire, abbiamo fatto delle apparizioni anche in televisione anche nazionale, abbiamo avuto l'occasione, però anche lì effetti abbiamo cantato canzoni che Tralero, perché secondo me anche in Francia Tralero sì, l'ha preso, però vuol dire sempre con Dio, con delle canzoni d'autore, o con allora magari ti fai il repertorio misto con l'intraccinto che la gente ne fa, secondo me. Quanti che piccini come memoria, tua memoria che ti porta, che ti ha conosciuto tantissimi canterini, che ti ha conosciuto un ambiente che ha un tempo di questo canto, che quando hai tante squadre, i canterini particolari, i meglio canterini che ti cantano sempre. Ma a me mi ricordo di Bassi che veniva in casa di mia mamma, lasciata a casa paterna, che quando intonava una canzone, magari in basso lo intonava da primo, tremava i gotti in chateau, perché mi ricordo lo Scagiù, mi ricordo Drio Campanà, o Napoli, me ne scordo in Muggio, mia barba stesso, Maggio do Graffione, tutta gente che le vivono, a momenti mica 65 anni, fatico me quindi a ricordarle, però, e poi come canterini viventi, diciamo, io avevo fortuna, devo dire a te, ho sempre cantato con la gente brava, sempre con la gente brava, e devo dire, probabilmente più bravi di me, in senso che se non mi hanno detto qualcosa le vanno mamma e le voni. Cito Ferretti Renato, un grandissimo controbasso, Brusù Sergio, a Laura Parodi, che per me
dice a una donna, ma se ti senti la voce di una donna che canta bene, è sempre una bella voce, diciamo. Poi i gusti va a interpretare secondo l'istinto, secondo le passioni. Poi me ne scordo un mucchio, ma ne ho conosciuto tantissimi cantarini. Attualmente ho Claudio Valente, Peppi, i bassi, o Angelo, Ivo, poi il Teresio per esempio, quelli tanti anni che canto, sia di bassi più vecchi. Mi dispiace che non posso dirli tutti, ma ne conosco un mucchio di gente. E poi non è bello di cantare uno bravo, l'altro. Perché magari a te piace e all'altro è una cosa soggettiva, secondo me. O senso, a me parere, per il fatto canale do traileiro, o è che la nostra tradizione a continue. Cioè, certo. a cosa ci importante. Allora, la cosa più importante. Io sono stato praticamente 30 anni in quell'ambiente e sono contento. Me ne sono filmato di tutta la mia carriera, che quando ero io oggi che non riesco a dormire, mi vedo i miei film e mi ricordo tutti. Allora è una cosa bellissima. E ogni tanto, se capita l'occasione di fare una cantata, non è che mi rifiuto, mi fa sempre piacere trovare i vecchi amici. Una cosa un po' particolare che non è una domanda che ti mettete in difficoltà, come me che ti hai deciso di mettere da parte del cantarci? Ma perché essendo stato lavoratore dipendente per 40 anni, quando sei andato in pensione probabilmente ti cambia qualcosa interiormente, ti vedi quando ti vedi, ti cambia, ti senti libero da lasciare la mattina e dire anche faccio una cosa, domani faccio un'altra. E allora mi volevo cantare, quando sono andato via il gruppo spontaneo volevo smettere. Poi l'amicizia con Peppe che si creò, Claudio, dai vegli, qualche volta che io sono detto, ma mi impegnavo macchina con la cosa lì. Andavamo in Francia o sabato per fare due concerti, ne facevamo 4, poi rientravamo in casa. Comunque e lasciò in una discografia con Beppi, con Claudio, che ti ha cantato qua squadra, che è una cosa che è l'antologia tra l'ero. Cioè, mi personalmente vorrei che ti riesci a cantare, anzi, io ti faccio questa domanda qui. Ti ritorni a cantare in una squadra? Ma appassiona che sempre, però se doveva creare i presupposti per fare qualcosa, perché mi ho sempre fatto cose che ha fatto gli altri prima, no? Cioè mi ho sempre ripetuto cose che ha fatto io, mi voleva creare i presupposti di fare qualcosa, di lasciare qualcosa a quelli che viene dopo. Ma a sfera alle rotonda non posso andare a cercare un angolo dove riparare, giusto? E volevo creare con delle persone capaci, come quelle che ho sempre cantato insieme, perché ripeto, io canto sempre con la gente brava, cercare di fare qualcosa e poi lasciare quelli che vengono domani. Perché io sinceramente andare a cantare per Bassano a Cumego o a Sant'Orsese e cantare a me che l'ho detto, ma a Desena non è che mi crea più, a me dà tanta adrenalina, cioè a me crea tanta soddisfazione. Voleva fare qualcosa per lasciare. Per esempio, mi nessuno me l'ha detto, tu sai questo basso che ti stai ammirando, che si chiama Gael Principal. È in Nissardo di Nissa, parla con i senesi come gli altri e è in basso eccezionale. Quando lei veniva con gli altri, a me pareva una cosa, te rendi conto, quella squadra lì ha un basso francese, non è mai successo. Allora è qualcosa che fra 50 anni la gente si ricorderà di questo episodio, no? Chi sono i tuoi amici dell'ultima squadra che ti cantò, che i tuoi amici da squadra? Approfittiamone che saliamo in diretta, Ubetti e questi tuoi amici qui. E niente, concludiamo qui saluto sperando che ti ritorni a cantare. Senz'altro. Poi però è una cosa, ti magari penso qualche dubbio che sia che ma ti mi stai facendo una curta spietà perché mi ritorno a cantare, ma magari che qualche dubbio che hanno che parla tanto giusto, non so, magari ti sei tutti in un e meglio. Io dico po' senso, po' tra l'ero, cioè tutto ciò che concerne tra l'ero deve essere imparziale. Secondo me, a mio giudizio, che ti tenga in cantare in tenore eccezionale, in modo tra l'ero, che lei pecò che non ti canti. Ma ora stiamo facendo una cosina tra amici e Fito ti sai ti regalò questa cosa che facciamo, perché è una cosa tra amici e hanno l'impegno di cantare di diverse squadre, ma solo in questa occasione, diciamo, non è che ne altri
Cioè, perché poi chi è sempre il colpevole? Il colpevole lo Peppi. Con la voce fa sta cosa che sono 6 o 7 pezzi e penso che o dovessimo metterli insieme venire a regalare così agli amici e quindi penso che ti senti prima di riceverlo. Con grande piacere, se mi dai l'autorizzazione condividiamo con tutta la gente. Certo, cioè, i nostri amici di YouTube, non si dice i nostri amici. Ho stato il tema, i nostri amici di YouTube. Ringraziamo Carletto. Ringraziamo tutti, no, ringraziamo Luciano che una persona come lei che si peggiò a questa missione di tenere vivo non solo i ricordi ma anche il presente e forse anche il futuro dell'ambiente Tralalero. Dai un bacino in diretta, comunque ringrazio. Ciao a tutti.